Cari telespettatori, rieccoci insieme e come ogni venerdì siamo supportati dallo SPCGL del Veneto e non solo, anche questa volta avremo un altro supporto da parte di Federconsumatori, fa parte sempre del grande mondo naturalmente del sindacato. Allora, i temi sono due, sono molto importanti. Da un lato parleremo col sindacato dello Spidi, che cosa ne pensa della presa di posizione che è stata assunta nei confronti della manovra di governo e quindi di questi sgravi fiscali che sono stati fatti o non stati fatti, vedremo un po' il sindacato che cosa ne dice, di queste agevolazioni anche per i pensionati, insomma un po' un quadro generale, alla luce anche di una manifestazione che c'è stata, uno sciopero importante. Poi parleremo con Federconsumatori, anzi incominceremo proprio con Federconsumatori, perché l'altro tema importante è quello delle bollette, di queste super bollette che rischiano veramente di minare la tranquillità d'animo di molte famiglie, ancor più da parte dei pensionati. E poi ancora attenzione alle truffe, questo è un periodo molto particolare, molto delicato, e quindi i consigli, i suggerimenti di Giovanna Capuzzo, Presidente Federconsumatori, ben ritornata qui con noi. Ciao a tutti. Benissimo, e ben arrivato qui con noi invece in studio, da qua da Piazza Garibaldi, da cui facciamo la diretta ogni giorno ormai in pieno centro a Padova, Fulvio Dalzio della segreteria regionale dello SPCGL del Veneto. Ben arrivato. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Fresco di manifestazione, ma ne parliamo dopo. Io direi di cominciare con Giovanna Capuzzo, Presidente, per parlare appunto di che cosa, con cosa vogliamo incominciare, con la notizia più tranquillizzante o quelle più allarmanti? Presidente. No, allora dai, diciamo che essendo in periodo natalizio cominciamo con le buone notizie, o almeno una delle poche notizie che insomma noi dal mondo dei consumatori abbiamo accolto favorevolmente. È infatti di ieri la notizia secondo la quale c'è stata l'approvazione di un emendamento in Commissione Bilancio, a seguito della quale appunto pare che ci potrà essere un ulteriore slittamento per quanto riguarda il superamento del mercato tutelato dell'energia. È chiaro che ovviamente siamo in una partita decisamente aperta, sappiamo benissimo che inizialmente si era previsto il superamento del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas già nel 2017 e successivamente ovviamente ci sono state molte proroghe che ci hanno portato fino ad oggi inizialmente ad un'abolizione definita il 1° gennaio, definita insomma a partire dal 1° gennaio 2023, che poi in questi giorni appunto è stata posticipata a gennaio 2024, con l'introduzione però di un regime transitorio che al momento chiaramente deve essere ancora definito in tutti i suoi dettagli. Cosa vuol dire questo regime transitorio e che cosa comporta per i cittadini, per i consumatori e gli utenti? Allora, di fatto pare che appunto questa introduzione dia la possibilità comunque di un ulteriore anno per gli utenti indecisi per ovviamente scegliere quello che sarà il proprio fornitore del futuro nel mercato libero. È chiaro che molto probabilmente insomma, la scelta è stata in qualche modo obbligata, insomma, al momento a distanza insomma, di un anno, di quello che insomma, doveva essere un anno, non ci sono state ancora delle linee effettivamente chiare per quanto riguardava effettivamente le persone, gli utenti che a fine del 2022 non avessero appunto scelto quale fornitore utilizzare per appunto la luce ed il gas. Quindi in questa diciamo, situazione ancora incerta è chiaro che si è reso necessario prendere ulteriore tempo in modo tale che con quanta più consapevolezza l'utente riesca ad effettuare delle scelte proprio di consumo e di scelta, scusate la ripetizione ma di questo si tratta, del proprio fornitore di luce e di gas. Perfetto, quindi questo è un punto importante ed è una notizia buona. Poi però andiamo nel merito delle questioni, il caro bollette, abbiamo anche dei supporti di slide. Che cosa anche qui in finanziaria sono stati presi dei provvedimenti, vi soddisfano, che cosa in sostanza sta accadendo? Allora, ci troviamo di fronte alla terza manovra che mette mano su questi aumenti insomma, spropositati e che pesano in maniera consistente e in maniera molto gravosa insomma, sui portafogli delle famiglie. Già in estate c'era stato un primo intervento governativo che aveva in qualche modo calmierato l'aumento dei prezzi delle materie prime. Successivamente a settembre si è parlato di un ulteriore intervento di circa insomma, 3 miliardi ed ora ci troviamo con il terzo intervento di ulteriori 3,8 miliardi. 3,8 miliardi investiti per di fatto la finalità
per farsi insomma che l'utente finale, per lo più insomma parliamo dell'utente domestico ma anche chiaramente delle imprese, subiscano in maniera diciamo un po' più ridotta le conseguenze di questi aumenti spropositati che abbiamo visto per quanto riguarda il costo dell'energia elettrica e del gas. In questo caso ulteriormente si va ad intervenire sugli oneri di sistema, sulla tassazione IVA e in qualche modo sulla possibilità di diminuire e anzi in questo modo anche diciamo abbattere soprattutto le conseguenze negative per le fasce soprattutto più deboli e più vulnerabili, quelle che di fatto sono i percettori dei bonus previsti dalle normative. Allora, abbiamo queste slide che illustrano un po' nel dettaglio, parliamo di luce, parliamo anche di gas e poi capacità di leggere e interpretare bene la bolletta, cosa che non è da tutti, a volte ci vuole veramente una consapevolezza e anche tra l'altro mettersi bene gli occhiali perché ci sono delle voci che non sono così chiare. Ci aiuti lei a illuminarci? Sì, allora noi con lo SPI del Veneto abbiamo voluto appunto stilare questa brevissima guida, un piccolo pieghevole per fornire appunto delle informazioni di base in modo tale da poter dare all'utente dei piccoli strumenti, i primi strumenti che possono in qualche modo aiutarlo non solo a adottare insomma scelte di consumo consapevoli, un po' più oculate, che in qualche modo riescano già appunto a seguito delle abitudini attente a diminuire quelli che sono poi i costi delle bollette, ma ovviamente dargli degli strumenti che chiaramente sono, ripeto, elementari per poter comprendere anche quali sono i contenuti della propria bolletta ed eventualmente evidenziare o meno delle anomalie. È chiaro che stiamo parlando ovviamente di indicazioni base perché effettivamente leggere una bolletta di luce e del gas è molto complesso, però diciamo che con questo pieghevole stiamo dando appunto quelle che sono le voci principali che debbono essere comunque controllate dal singolo utente e sono quelle che nell'analisi che quotidianamente, che mensilmente ogni famiglia farà e fanno emergere che effettivamente, un po' collegandoci anche all'intervento di prima, le manovre che sono attualmente state fatte chiaramente sull'onda dell'emergenza non sono assolutamente sufficienti e che è fondamentale fare delle innovazioni e delle modifiche che siano molto più strutturali. È un tema che chiaramente anche in altre occasioni abbiamo già ripetuto, ma ci sono ovviamente c'è tanto più adesso la necessità di rivedere quelle che sono ovviamente le forme di tassazione degli oneri di sistema che vengono applicati in fattura e che vedremo e che vediamo insomma mensilmente vanno a pesare in maggior percentuale sul costo totale delle nostre bollette. Ecco, infatti ha fatto benissimo un attimo solo che adesso non la sentiamo, ha fatto benissimo a ribadire il concetto relativo a una brochure, a un libricino, perché sostanzialmente è in virtù di questo libricino che le persone possono essere veramente, anche le persone anziane ma non soltanto, le famiglie, aiutate, supportate a capire, a interpretare bene. Eccola qua, cara bolletta, questa appunto è la parte, la copertina, edita anche in collaborazione naturalmente con lo SPI CGIL, con Federconsumatori. L'importante è leggerla bene, saperla interpretare per capire quali sono i consumi effettivi, quali sono le voci invece legate alle tasse e dove si può in qualche modo lavorare, cioè con i risparmi, con un comportamento un po' più oculato e un po' più attento, anche se sappiamo che molte volte gli anziani sono veramente le persone che per cultura sono più attente alla gestione delle energie in generale e anche del riscaldamento, a volte fin troppo. L'altra cosa, vediamo se abbiamo ancora il collegamento, non ci casco, perché voi avete un capitolo dedicato in modo particolare alle truffe, vero Presidente? Eh sì, noi stiamo continuando appunto queste iniziative ovviamente molto importanti per fornire delle, diciamo sempre, indicazioni per evitare, chiaramente per prevenire eventi spiacevoli, soprattutto per quanto riguarda la bolletta e proprio in relazione appunto alle notizie che si stanno susseguendo relativamente al superamento del mercato tutelato. È chiaro che ci sono molti fornitori, alcuni anche di quelli abbastanza conosciuti e più diffusi a livello anche nazionale, che giocano un po' nei confronti, diciamo, gioco, uso un termine chiaramente un eufemismo perché molte volte si parla anche di pratiche commerciali scorrette, in alcuni casi anche aggressive, giocano appunto un po' su una comunicazione non proprio corretta, a volte anche proprio totalmente errata, per indurre l'utente consumatore a stipulare dei contratti di cui perlomeno attualmente non vi è la necessità.
Ci sono infatti moltissime società nel libero mercato e vi faccio presente che attualmente ci sono circa 800 aziende che forniscono luce e altrettante che forniscono gas, che non dico quotidianamente ma in maniera insomma abbastanza insistente contattano i diversi clienti, diversi utenti, indicando loro la necessità e l'esigenza di dover per forza fare una scelta ed entrare nel mercato libero, ovviamente comunicando loro che il superamento, quindi l'eliminazione di quelli che sono ovviamente i servizi forniti dalle società che fanno servizio in mercato tutelato, quindi regolamentato dall'ARERA, è prossimo. Qualcuno ovviamente parlava già del gennaio del 2022, qualcun altro addirittura dice che il mercato tutelato non esiste già più e quindi è chiaro che noi abbiamo dato delle brevi indicazioni innanzitutto per evitare che queste persone cadano nell'inganno e che quindi ovviamente vadano a credere che il mercato tutelato sia già stato eliminato, ma poi soprattutto indicazioni relativamente al divieto, in questo caso parlo proprio di divieto, di far vedere a chiunque entri in casa nostra i dati della propria fattura. Questo è importantissimo, questo è importantissimo. Esatto, perché a prescindere dalla bontà o comunque dalla finalità che a volte può essere anche possiamo pensarla anche così, positiva, però comunque nessuna azienda fornitrice è autorizzata a vedere le nostre bollette per fare delle verifiche di qualsiasi tipo. I consumi, infatti, le anomalie vengono comunque verificate da altri uffici, non certo da incaricati preposti alle visite porta a porta, perché ricordiamo bene che nel momento stesso in cui qualsiasi agente, qualsiasi operatore, fornitore riesce a venire in possesso dei nostri dati, che non sono solamente quelli relativi ai dati anagrafici, ai dati in cui noi residiamo, ma soprattutto i dati che ricollegano la fornitura al nostro contatore, in quel caso purtroppo noi potremo essere vittime di un cambiamento di fornitore purtroppo inconsapevole. Chiaro. Allora, siamo arrivati al momento della pubblicità, ringraziamo naturalmente la Presidente. Resti con noi perché dopo abbiamo una terza parte dove possiamo aggiungere degli aspetti, delle altre note importanti. Intanto diamo pochi secondi in pubblicità, poi dopo la pubblicità parliamo con Fulvio Dal Zio, parliamo della manifestazione che c'è stata e delle richieste, delle istanze e delle aspettative da parte del sindacato dei pensionati dello SPI. A tra poco. Ossigenazione.